A questo punto tutto è pronto per incominciare il nostro convegno. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti. Il nostro convegno che è dedicato ai 150 anni del Cittadino, 150° anniversario. È nato il 1° ottobre del 1873, quindi abbiamo traguardato questi primi 150 anni. Ci sono state varie vicissitudini, come sapete il Cittadino è sorto come quotidiano qui a Genova, e poi però dal 1975 in avanti è diventato un settimanale cattolico che poi ha ripreso la testata Il Cittadino. Ma di tutto questo avremo modo di parlare nel corso della serata, perché c'è una bellissima rievocazione storica che vi presenterà tutti i 150 anni, uno ciascuno, quindi finiremo verso mezzanotte e rotti, ma è molto interessante questa rievocazione, ormai ci siamo. Bene, battute a parte, Don Silvio Grilli, l'attuale direttore del Cittadino, mi raggiunge qua, un bel applauso di incoraggiamento perché è timido Don Silvio, anche se conosce tutti, e sarà lui a porgere un primo saluto alle persone presenti, se trova il foglio. Bene, intanto vi ridico per chi fosse più indietro nelle sedie, che qui in prima fila abbiamo il Vescovo, Monsignor Marco Tasca, il Sindaco di Genova Marco Bucci, il Sindaco di Bogliasco Pastorino e poi tante altre persone che avremo modo di conoscere nel corso della serata. Abbiamo anche il direttore emerito del Cittadino, Monsignor Giulio Venturini, che poi anche avremo modo di fare intervenire nel corso della serata. Don Silvio, non siamo pronti? Non se l'aspettava Don Silvio questa chiamata sul palco, è un fuori programma assoluto. Chi si poteva immaginare? Beh, ma è meglio, così improvvisiamo senza leggere il testo. Facciamo come il Papa, il testo agli atti e invece adesso andiamo a braccio. Sono vecchio ormai. Buonasera carissimi amici, buonasera e benvenuti. Benvenuto il nostro arcivescovo Marco Tasca, il sindaco di Genova Marco Bucci, il sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, che ci ospita in questa sala del comune. Benvenuto Gianni Consigliere, che ci ospita poi nel buffet che ha organizzato per noi questa sera. Benvenuta Chiara Genisio, vicepresidente della Federazione Nazionale dei Settimanali Cattolici, associazione di cui fa parte il nostro giornale. Do il benvenuto ai giornalisti delle testate locali qui presenti e un saluto ai volontari, ai dipendenti, ai giornalisti, ai sostenitori del Cittadino. Ciò detto, questo incontro vuole essere prima di tutto un ricordo e un segno di gratitudine verso tutti coloro che in questi 150 anni hanno preso parte al cammino del Cittadino. Ascolteremo, ricorderemo alcuni momenti della storia del nostro paese, della nostra città e della nostra Chiesa, momenti in riferimento ai quali il Cittadino ha svolto il suo ruolo di interprete e di comunicatore. Un giornale che si definisce tale, sempre infatti dentro la storia e nelle pieghe della storia, per far conoscere, per far pensare, per informare e, quando è possibile, formare ed indicare il cammino da compiersi. Questo giornale porta una data storica, 1° ottobre 1873, una data molto lontana nel tempo, nel quale la classe dominante allora era decisamente anticlericale e antiecclesiale. Tra i fondatori di un ruolo decisivo l'ebbero Maurizio Dufour e Giovanni Rivara, che fu il primo direttore, coadiuvati da un gruppo di laici illuminati e legati al mondo cattolico di allora. Nacque nel santuario della Madonnetta, qui rappresentata da padre Cavallari. E era vescovo allora Monsignor Salvatore Magnano. Magnasco, sì, scusi. Tra i fondatori ci furono persone illuminate, qualche facoltoso, e iniziò il suo cammino con un piccolo foglio
che poi divenne Il Cittadino. Fu subito accolto come il giornale del mondo cattolico locale e soprattutto come una voce per far fronte ad un momento di grande tensione tra Stato e Chiesa. Erano gli anni, 3 anni dopo la presa di Porta Pia, erano quindi gli anni del non expedit del Papa Pio IX, e quindi erano momenti in cui la presenza di un giornale cattolico era ritenuta molto importante. Nato come quotidiano dopo alterne vicende che saranno ricordate in questo incontro, fu chiuso per mancanza di fondi, ma rinato come settimanale il 30 novembre 1975 per volontà del Cardinal Giuseppe Siri e con l'opera di Monsignor Giulio Venturini qui presente. Questo giornale, come avevo scritto succedendo nella direzione a Monsignor Giulio Venturini, vuole essere di tutta la Chiesa genovese, vescovo, sacerdoti, aggregazioni laicali. Vuole innanzitutto essere uno strumento di informazione e comunione ecclesiale e come tale si propone ai credenti. Non sarà necessariamente un giornale contro, che condanna a priori, ma un giornale per tutti. I lettori non dovranno quindi aspettarsi, e non se lo sono mai aspettato, un giornale scoop da denuncia ad ogni costo, un giornale gridato per qualche tiratura in più. Sarà un giornale, infine, dipendente dal Vangelo, diceva Don Venturini, e indipendente da tutto il resto. Sulle nostre pagine hanno trovato ampio spazio valori ed impegni quali la libertà, la giustizia, l'equità sociale, il vivere democratico, il progresso economico, la difesa del mondo del lavoro, l'ingente opera di carità verso i poveri fatta dalla diocesi ed anche dagli uomini di buona volontà, l'accoglienza ai migranti, ai profughi e l'impegno per la pace nel mondo. Se soprattutto in origine il cittadino si fosse espresso talvolta con animo apologetico, oggi vuole avere uno stile sereno, dialogante, che sappia parlare al mondo e ai cattolici così come ci hanno insegnati i padri del Concilio Vaticano II e dei pastori della Chiesa di oggi. Ciò detto, lascio a chi è in programma dopo di me questo microfono e grazie per avermi ascoltato. Grazie a Don Silvio. Allora, facciamo salire Chiara Genisio, che è appunto la vicepresidente nazionale della FISH, Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, perché come abbiamo sentito Il Cittadino fa parte della federazione in quanto settimanale cattolico. Chiara, innanzitutto diamo un elemento, nel senso quanti sono i settimanali cattolici che fanno parte della federazione in Italia e grosso modo quanti lettori coinvolgono, quindi diamo un po' la dimensione della federazione e poi entriamo nel merito del tema della serata. Volentieri, grazie. Innanzitutto buonasera a tutte e a tutti, per me è una grande gioia essere qua e non sono qui a titolo personale. Il collega mi chiedeva i numeri, noi siamo 180 testate, in queste 180 testate in 25 regioni, siamo in tutte le regioni d'Italia e in queste dove lavorano centinaia e centinaia di giornalisti, di grafici, di persone che popolano il mondo dell'informazione. Abbiamo presenti in tutta Italia o concentrati al nord? Siamo in tutta Italia, in tutte le regioni, siamo letti, guardati ormai, perché i giornali una volta si chiamavano i settimanali perché eravamo tutti di carta. La nostra federazione nasce 57 anni fa, proprio per dimostrare, per mettere in rete questo grande popolo dell'informazione, per fare in modo che non si rimanesse isolati, per diventare una forza che parlava uno stesso linguaggio. Oggi sono cresciuti in questi 57 anni, come dicevo prima siamo 180, raggiungiamo milioni di persone ogni settimana attraverso i giornali di carta, ma anche attraverso i nostri siti e attraverso i social che ormai sono la quotidianità anche per noi. E quindi in qualche modo il saluto che io vi porto oggi non è il saluto di Chiara Genisio, ma il saluto di milioni di persone, perché sono quelle che
come i lettori del Cittadino sono quelli di tutti i giornali che ci sono nel nostro paese. Ottimamente, ci sarà poi la rievocazione storica, però il senso della presenza di Chiara e della sua relazione è quella di centrare il tema di che cosa il settimanale cattolico oggi, che cosa in generale il giornalismo cattolico oggi può dare come apporto alla comunità, alla società, appunto ai lettori. Ecco, io prima di venire qua mi sono andata a vedere un po' sulla rete come era stato trattato l'evento, per capire come il Cittadino era inserito nel contesto. Non avevo bisogno di avere una conferma, perché noi sappiamo che i nostri giornali sono radicati nel luogo in cui vengono diffusi, sono testate autorevoli a cui le persone fanno riferimento, che va ben al di là della loro diffusione poi di numero, la credibilità. Però mi ha colpito una cosa, che più di un collega, mentre intervistava il direttore Grilli, gli chiedeva il senso di continuare oggi a fare un giornale cattolico, un po' come se fosse messo in dubbio l'utilizzo, la possibilità e la necessità di un giornale di informazione, di ispirazione cattolica, che è quello che noi siamo. Allora, Don Grilli ha già risposto ampiamente nelle interviste, lo ha fatto anche prima, definendo e segnando i contorni di quello che è il nostro agire. Io voglio provare a farlo con alcuni punti. Stamattina ci siamo svegliati tutti e siamo un po' più in guerra. Sappiamo che cosa è accaduto in Israele e un altro tassello che si sta unendo alle guerre che si stanno combattendo nel mondo in questo momento, alcune delle quali completamente dimenticate. E oggi più che mai quindi noi abbiamo bisogno di un'informazione che aiuti, a partire dal locale fino ad arrivare al mondiale, a costruire un linguaggio di pace, a costruire ponti. Vi chiederete com'è possibile che lo si possa fare anche a livello piccolo locale. Vi racconto questo piccolo aneddoto. La Federazione Italiana Settimanali Cattolici tutti gli anni indice un concorso in cui i giornalisti devono raccontare che cosa si fa con i fondi dell'8 per 1000, che è un'altra di quei capitoli su cui ci sarebbe da raccontare moltissimo. I vincitori di questo concorso hanno come premio un viaggio in alcune zone calde del paese. Normalmente si va in Israele, si va a scoprire che cosa fa la CEI con i fondi 8 per 1000 in Israele. Ovvio che per il Covid questo fatto ha rallentato, quindi quest'anno si è andati a settembre, dopo 3 anni che non si faceva più questo viaggio. Allora noi siamo stati proprio nei luoghi dove adesso la gente sente le sirene che suonano e stanno arrivando i razzi. Siamo andati a settembre, c'era una pace apparente, ma chi di voi è stato in quelle terre, in Terra Santa, sa che è sempre una pace, che la pace non c'è. Lo respiri, lo senti dai racconti delle persone che vivono lì. E noi abbiamo intessuto, siamo andati a vedere, abbiamo parlato con le persone, abbiamo parlato con i giovani che vivono lì, palestinesi e israeliani, che studiano nelle scuole cattoliche e che stanno imparando lì che cosa vuol dire la pace. Loro erano i primi a raccontarci che questa differenza loro non la vivono più, perché da quando vanno all'asilo fino alle superiori sono cresciuti insieme, parlano lo stesso linguaggio. Abbiamo toccato con mano dove le cose della pace si costruiscono. Quando è successo stamattina quello che sappiamo tutti, immediatamente nella nostra chat ci siamo confrontati e ognuno ha mandato un messaggio alle persone con cui ha tessuto rapporti. Quindi abbiamo un filo diretto su quello che sta accadendo lì, che noi adesso riportiamo nei nostri giornali, che sarà ben diverso da quello che voi vedrete nella massa di comunicazione che sta arrivando nei grandi flussi, perché sappiamo che la guerra si combatte anche, soprattutto, attraverso una falsa comunicazione. Sappiamo le potenze che si giocano con la fake news, con notizie false. Allora, i nostri giornali sono in grado di andare a vedere letteralmente e di raccontare e di aiutare anche a capire in questa massa enorme di flusso di comunicazione in cui siamo immersi cosa è vero e cosa non è vero. E quindi questo mi sembra già uno dei primi motivi per cui vale la pena di continuare a essere giornali di ispirazione cristiana.
Leggevo sul numero del Cittadino, l'ultimo, il bell'intervento che ha fatto il vostro vescovo, Monsignor Tasca, e mi ha colpito quando lui ha detto che c'è anche un onere, non solo un onore, ma c'è anche un onere e una responsabilità, cito letteralmente, di portare avanti questa storia che giorno dopo giorno deve essere ancora scritta. E mentre lo leggevo mi veniva in mente il libro, non so chi di voi l'ha letto, di Andrea Riccardi, Il grido della pace. Lui tratta parte della guerra dell'Ucraina, ma è un grido che riguarda tutta la guerra, cioè il nostro rapporto con la pace. E proprio all'inizio lui dice della guerra in Ucraina, dice l'interesse sta crescendo e questo ce ne siamo accorti noi. Se non fosse che quando andiamo al supermercato siamo scioccati dai prezzi che schizzano alle stelle, ce lo saremmo dimenticati che in Ucraina c'è ancora una guerra, perché ci si assuefa. I primi tempi, ve lo ricordate, la corsa, non solo nel mondo cattolico, ma generale, di andare a raccogliere viveri, di accogliere gli ucraini. Adesso provate ancora a chiedere se c'è qualcosa di questo in giro. È diventato quotidiano, se non fosse appunto, come vi dicevo, che ce ne accorgiamo dalle nostre tasche. E allora appunto Riccardi dice che cresce questa associazione, ma lui ci ricorda che la storia non è uno spartito già scritto. Eccolo qua, il collegamento su cose diverse ma che si uniscono. E questo è un invito a noi di essere sempre più puntuali, perché non è mai niente definitivo. E quindi noi possiamo intervenire, possiamo cambiare, ma lo possiamo fare se abbiamo una buona informazione alle spalle e per questo è importante leggere e documentarsi su fonti autorevoli e di spessore. E questo è un secondo motivo per cui vale la pena di continuare, nonostante, rispetto alla domanda che facevano Don Grilli, ci dicono ma perché dobbiamo continuare ad avere un giornale? Perché è quello che ci permette di capire di fronte a una massa di informazioni, come dicevo prima, fa quasi girare la testa. Anche se siamo in un contesto che sappiamo difficile, no? Noi stiamo vivendo questa epoca del sinodo, stiamo vivendo questa questione viviamo questa chiesa in uscita, ma facciamo anche i conti, non so chi di voi stamattina ha letto Avvenire, c'è la ripresa di un'indagine del Regno, realizzata dal Regno, dove emerge che fino a qualche tempo fa l'Italia era un paese cattolico, cioè si diceva che intervistavi le persone, il 90% si professava cattolico. Oggi questa percentuale è scesa al 72%, cioè le persone dicono di essere cattoliche. Dopodiché però mediamente in Italia solo il 18% frequenta la messa domenicale. Quindi, e devo dire che è un 18% di media, ma la regione da cui appartengo io, che è il Piemonte, il 18% credo che succeda in 2 luoghi, 3, ma se no la media scende al 5%. Salva il sud e un po' il nord-est, però il dato generale è il 18%, quindi sicuramente noi, come dire, ci parrebbe di aver perso un punto di riferimento dei nostri lettori, perché a messa non ci vanno più. Però il 72% dice di riconoscersi e di essere credente. Allora no, ce l'abbiamo un pubblico che ha voglia di essere informato in modo diverso. Rischiamo sempre di guardare il bicchiere più vuoto che non quello più pieno, no? Andiamo a vedere chi non c'è più, invece di andare a vedere chi c'è ancora, e ce ne sono tanti che hanno voglia di essere informati in modo diverso. E poi in questo scenario c'è un'altra ricerca e questa è stata realizzata dal Censis, che ci mette in evidenza un po' quello che vi stavo raccontando prima, che è quello che di fronte a questa grande comunicazione, dove addirittura siamo noi stessi i comunicatori, no? Perché succede un evento, pensate a quello che è accaduto con l'incidente di Mestre, immediatamente erano più le persone che filmavano che non quelle che piangevano. Tutti hanno fatto il video, sono diventati i primi loro stessi comunicatori. Allora siamo
immersi in una bolla, e io ho usato la parola comunicatori, non informazione, perché sono due cose letteralmente diverse. Non fanno i giornalisti, fanno i comunicatori, ognuno. Allora, in base a questa indagine del Censis, che è molto interessante, dice che la questione sulle fake news, con cui noi facciamo i conti quotidianamente, deve fare i conti con un dato che secondo me è molto preoccupante, perché praticamente il Censis dice che 3 italiani su 4, ripeto 3 su 4, non sono in grado di capire se è una fake news. Anzi, il 30% di questi è convinta che la fake news sia la verità, ma che il potere, le istituzioni le mascherino per non fargli raccontare cos'è la verità. Cioè, noi abbiamo a che fare con questo davanti, no? Allora, a cosa si risponde? Su questo, ad esempio, l'abbiamo visto tantissimo con il Covid. Mi ricordate quante volte su questo, sulle fake news, c'era chi sosteneva tutta una serie di linee e non c'era verso di far comprendere che quelle erano falsità, ma anzi erano convinti che fossimo sotto una persecuzione. Allora, qual è il migliore e unico, secondo me, antidoto alla fake news? È l'informazione di qualità. Da lì non si scappa. E quindi non informazione, non comunicazione, ma informazione, che sia fatta sui giornali di carta o su quelli web. Il Cittadino è uno di quei giornali che ha fatto tutti i percorsi, no? Siamo passati dalla carta, siamo andati sul web, siamo sui social, utilizziamo i video. Uno dei nostri giornali adesso si sta specializzando nei corto, cioè dei piccoli film per raccontare, che aiutano a capire che è quello di cui oggi le persone hanno bisogno, che non è solo l'informazione, ma è riuscire a codificare l'informazione, che è quello che può fare un giornale. Allora abbiamo bisogno di un'informazione strutturata che va sostenuta in primis da chi ci legge, perché il giornale è a due svolte, chi lo fa ma chi lo legge. Abbiamo bisogno delle istituzioni che devono continuare a sostenere l'informazione e su questo possono fare molto. E poi abbiamo bisogno di un'informazione che stia accanto a chi non ha voce, che stia accanto ai più deboli, a chi fugge, ai perseguitati, agli emarginati non solo dal punto di vista geografico, ma anche da quello dalle periferie esistenziali. E questo lo facciamo ispirandoci ai principi evangelici, alla dottrina sociale della Chiesa, ce lo ricordava prima Don Grilli. E allora, rispetto a tutto questo, chi se non il cittadino ci sta in queste cose? Quindi tanti auguri al cittadino per tanti anni ancora. Bene, grazie a Chiara Genisio per la sua relazione. Direi di proseguire perché ci sono ancora tante cose da fare. E dunque chiamiamo Francesca Di Palma e Michela De Leo che ci faranno ripercorrere la storia di questi 150 anni del cittadino attraverso testi e fotografie che ci immergono in questo percorso che è stato compiuto. Il cittadino, la cui raccolta storica è conservata integralmente nella biblioteca del seminario arcivescovile, nasce nel 1873, quando nel nostro paese prevale una classe dominante anticlericale, massonica e antireligiosa. L'arcivescovo di Genova è Monsignor Salvatore Magnasco. I cattolici in quegli anni sono sovente oggetto di persecuzione e Maurizio Dufour, personalità di spicco a Genova, auspicando una reazione a questa situazione, così scriveva: bisogna combattere gli errori, ma senza venir meno alla carità e all'amore verso gli erranti. Giovanni Rivara di Chiavari ed altri, Luigi Corsanego Merli, Lorenzo Persano, Luigi Augusto Cervetto, padre Luigi Persoglio, condividono il pensiero di Dufour, il quale, insieme con Giovanni Rivara, garantisce una solida base economica per far uscire un nuovo giornale che chiamano Il Cittadino. Rivara ne è il primo direttore, affiancato dall'avvocato Scala. Della testata usciranno quotidianamente le edizioni per tutte le province liguri.
Il 30 settembre 1873 i promotori e i primi collaboratori si ritrovano al Santuario della Madonnetta per invocare sulla loro iniziativa la protezione della Madre di Dio nella celebrazione della Santa Messa presieduta da padre Persoglio. Quindi il gruppo si reca in tipografia per redigere il primo numero del Cittadino, datato mercoledì 1 ottobre 1873. Si va formando anche una nuova coscienza nazionale. I cattolici liguri non vogliono essere assenti, facendosi invece portavoce del pensiero cattolico in un periodo critico e travagliato. Nei primi anni non mancano le polemiche e le posizioni audaci. Siamo soltanto 3 anni dopo la presa di Porta Pia nel 1870 e a 3 anni dal non expedit di Pio IX, il quale si è rinchiuso in Vaticano considerandosi prigioniero politico dello Stato italiano. La disposizione di Pio IX sarà poi revocata ufficialmente da Papa Benedetto XV nel 1919. L'età matura del nostro giornale viene raggiunta con la direzione nel 1882 dell'avvocato Ernesto Calligari, la cui direzione dura 35 anni. Col passare degli anni il Cittadino cresce, nel 1885 assume il formato comune degli altri quotidiani. All'inizio del Novecento non dovette essere facile per il cittadino mantenere un giusto indirizzo ecclesiale e culturale, in quanto erano gli anni del modernismo e della presenza a Genova della complessa e grande figura di padre Giovanni Semeria, mentre la diocesi era in grande difficoltà per il caso del vescovo Andrea Caron. Il 29 aprile 1912 Caron fu nominato alla sede arcivescovile di Genova, ma non poté prendere possesso della sua nuova sede avendo il governo italiano negato l'exequatur alla sua nomina. Altro cambio di guardia nel 1917 al Cittadino, quando nell'infuriare della Prima Guerra Mondiale Calligari viene chiamato dal Papa genovese Benedetto XV a dirigere l'Unità Cattolica di Firenze. Con lo scoppiare della Grande Guerra si vivono per il nostro giornale un paio d'anni non facili, poiché dal 1917 al 1919 vari nomi si avvicendano alla direzione del giornale nel tentativo di fronteggiare validamente una situazione ideologica non ancora ben decifrabile. Nel vortice di nuovi partiti politici, il Partito Popolare Italiano, che diventerà poi Democrazia Cristiana, fronteggia con vigore l'incipiente tentativo della dittatura fascista. Il Cittadino non rinuncia alla lotta e nell'ottobre del 1919 ha un suo nuovo e coraggioso timoniere, Filippo Crispolti, che si firma Fuscolino. Sulla terza pagina i lettori fanno anche la conoscenza con la irruente vena di Giovanni Papini. Gli eventi intanto precipitano, il regime democratico entra in crisi, le lotte politiche raggiungono anche il giornale che non esita a gettarsi nella mischia. La lotta contro il fascismo gli è fatale e il battagliero Foglio dei cattolici genovesi deve ammainare la bandiera. Ma alla fine del 1928 l'arcivescovo di Genova, il cardinale Carlo Dalmazio Minoretti, fiero antifascista, decide la ripresa del quotidiano cattolico genovese. E il 1 gennaio 1929 esce il giornale con un nuovo nome, Il Nuovo Cittadino. Una ripresa faticosa. I cattolici liguri si impegnano in uno sforzo titanico per rialzare le sorti della testata. Il clima della lotta in sostegno delle libertà fondamentali si fa più rovente. Sono frequenti le sospensioni, le inchieste e anche le diffide governative. Il 29 giugno 1931, infatti, le minacce contro il Cittadino si fanno aperte e persecutorie, in seguito alla pubblicazione dell'enciclica di Pio XI contro il fascismo, dal titolo Non abbiamo bisogno, scritta in difesa dell'azione cattolica italiana in seguito ai tentativi del regime fascista di eliminarla. Ma la voce del giornale fedele alla Chiesa non si spegne. Nel 1941, per la prima volta, alla direzione del Nuovo Cittadino viene chiamato un sacerdote, Don Eugenio Badino, il quale, alla solidità della dottrina, unisce la vivacità polemica. Il giornale è infatti apprezzato per fierezza e coerenza, che gli impediscono di piegarsi all'invasore tedesco, cessando temporaneamente, ancora una volta, le pubblicazioni. Un colore azzurro chiaro caratterizza le prime copie dopo la liberazione. Il giornale è salutato dai cattolici con entusiasmo. Ritorna tra le mani di chi aveva atteso in dignitoso silenzio il momento della riscossa civile. Importante è l'accompagnamento del Cittadino agli eventi drammatici affrontati dalla Chiesa genovese ad opera del cardinale Pietro Boetto e dei suoi collaboratori per la salvezza degli ebrei. Ne sono testimonianza il conferimento dell'onorificenza di Israele giusto tra le nazioni, concessa allo stesso arcivescovo, al suo segretario Monsignor Francesco Repetto, a Monsignor Carlo Salvi, a Monsignor Emanuele Levrero.
Decisiva l'azione di mediazione del Cardinal Boetto e dei suoi collaboratori, tra i quali il Cardinale Giuseppe Siri, tra partigiani e tedeschi per risparmiare Genova dalla distruzione in occasione del ritiro delle truppe tedesche nel 1945. Preziosa è stata dal 1943 la collaborazione del cittadino con i cappellani del lavoro, istituiti a Genova per volontà del Cardinale Boetto e del Cardinale Siri, e dei quali è riferimento ancora oggi Monsignor Luigi Molinari. Don Badino firma gli ultimi editoriali nel 1950 e viene poi rimpiazzato da un nuovo direttore, Don Luigi Andrianopoli, il quale a sua volta, con la rubrica Il Semaforo, imprime un nuovo impulso al giornale, rendendolo più sensibile ai problemi politici e guida sicura nella nuova impostazione di vita democratica. Il clima elettorale, l'impegno politico dei cattolici e le situazioni più complesse vengono interpretate alla luce dei principi della dottrina sociale della Chiesa. Si impone frattanto la necessità di una sede più adeguata. Dalla generosità del Cardinale Giuseppe Siri, con l'opera organizzatrice di Monsignor Giovanni Cicali, il giornale viene dotato di una tipografia e di una sede proprie, moderne e funzionali nel Parco Serra. Gli impianti sono resi più efficienti, mentre un apposito ufficio sviluppo diretto da Don Carlo Caviglione si fa promotore di più concrete iniziative di diffusione. Va qui ricordata anche la collaborazione in quegli anni di due sacerdoti recentemente scomparsi, Don Carlo Crovetto e Don Piero Arvigo. Dopo 15 anni Don Andrianopoli lascia la direzione del giornale. Gli succede nel 1966 un giovane giornalista, Luigi Vassallo, assai stimato nell'ambiente. Nel marzo 1967 il giornale riprende la testata originale, chiamandosi nuovamente Il Cittadino. La collaborazione al quotidiano continua a essere vasta e qualificata, si avvale di non pochi esperti di alto livello, impegnati per la varietà delle rubriche e la particolare competenza a conferire al giornale una valida funzione orientatrice nel pensiero cattolico. Il giornale della diocesi ha seguito a Genova i continui mutamenti del tessuto produttivo, la massiccia deindustrializzazione che ha portato alla perdita di decine di migliaia di posti di lavoro e gli eventi del 68. Durante i cosiddetti anni di piombo, chiara e decisa, nonostante le minacce al mondo delle comunicazioni, è stata la linea tenuta dal giornale negli anni delle Brigate Rosse e nei confronti di ogni altra matrice di terrorismo. Il Cittadino si è sempre fatto voce della Chiesa genovese, la quale, tramite i cappellani dell'Armo, è riuscita a mantenere fino a oggi il contatto e il dialogo con il mondo del lavoro e con la città, valorizzando il clima ecclesiale inaugurato dal Concilio Vaticano II. Purtroppo, il 30 novembre 1974, il Cittadino è costretto a cessare le pubblicazioni, a causa delle vessatorie condizioni finanziarie e economiche in cui si dibatte l'editoria italiana, praticamente abbandonata a se stessa. Nell'autunno 1975 il Cardinale Giuseppe Siri dà mandato a Don Giulio Venturini, già collaboratore del Cittadino, di fondare e dirigere un nuovo organo di informazione, il Settimanale Cattolico, il cui primo numero, pertanto, vede la luce il 30 novembre 1975. Dopo 22 anni, l'8 ottobre 1996, Don Venturini si accomiata dai lettori del Settimanale Cattolico, avendo chiesto ed ottenuto di essere sollevato dall'incarico perché totalmente assorbito dal ministero parrocchiale in San Fruttuoso. Nello stesso anno l'arcivescovo, il cardinale Dionigi Tettamanzi, nomina direttore Don Silvio Grilli, già collaboratore dal 1976 e vice direttore dal 1989, il quale con l'aiuto del condirettore Don Fernando Primerano attua un considerevole progresso redazionale coinvolgendo giovani leve di redattori e redattrici, facendo fare al giornale un salto di qualità grazie anche alle nuove tecnologie informatiche. Dal 2003 il giornale viene editato dalla Grafica Buona Stampa SRL, con socio di maggioranza al 100% l'Opera Diocesana per la Preservazione della Fede. Nel 2005 il Settimanale Cattolico, con l'approvazione del cardinale arcivescovo Tarcisio Bertone, riprende il nome della testata attuale Il Cittadino. Tra le principali azioni di rinnovamento il passaggio dalla stamperia in piombo e quindi dall'uso della linotype alla fotocomposizione del giornale in proprio, che ha permesso piena autonomia nel lavoro redazionale. Dal novembre 2020 la sede è della redazione in piazza Matteotti accanto alla curia arcivescovile. Grazie al lavoro del settore amministrativo la testata ha potuto accedere ai benefici della legge sull'editoria, che hanno dato respiro economico al giornale. Il giornale è quindi cresciuto nella fogliazione, passando dalle 4 pagine del 1976 alle 20-24 pagine attuali.
Tra i temi trattati, oltre che quelli sulla Chiesa diocesana, vi è l'attenzione alla Chiesa italiana universale e al Ministero del Papa. Non mancano approfondimenti sulla società civile, sulla cultura e sullo sport. Durante l'anno la redazione realizza anche una o più pubblicazioni. In questi anni sono state diverse anche le iniziative editoriali. La redazione cura anche i siti web del giornale, della diocesi e i propri canali social, strumenti che arricchiscono la comunicazione grazie alla tempestività. L'uscita settimanale del giornale spesso non permette di riportare le notizie dell'ultimo minuto o le comunicazioni che hanno bisogno di essere diffuse immediatamente. Il Cittadino fa parte della FISH, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici Diocesani. Sono 190 le testate cartacee online che ogni settimana sono lette da oltre 1 milione di persone. È motivo di soddisfazione ricordare come al Cittadino abbiano iniziato il loro cammino professionale un cospicuo numero di giornalisti. Dopo 150 anni lo sguardo è proteso verso il futuro per continuare a essere il giornale di servizio per la Chiesa diocesana e per la città. Quante cose in questi anni. C'è anche un numero che è uscito questa settimana del Cittadino, poi magari lo facciamo vedere, si è vista anche qualche immagine con i saluti di tante persone, ma anche i richiami alla funzione, alla storia del Cittadino. Rimanete un attimo qui, Don Silvio ci raggiunge sul palco, perché a proposito di storia del Cittadino, Don Silvio ha pensato a un ricordo, a una targa, no? Allora, forza. Chi vogliamo ricordare per primo? Monsignor Giulio Venturini. Monsignor Giulio Venturini, che è stato direttore dal 1975 del Settimanale Cattolico, e a voi spetta, credo, dargli un ricordo in questa circostanza, in questa celebrazione. Venga, Don Giulio. Lo incoraggiamo con un altro applauso, se no qui... Don Giulio Venturini, che è giornalista naturalmente, che ha ricevuto anche recentemente il riconoscimento da parte dell'Ordine dei giornalisti per i suoi 60 anni di attività come giornalista. Poi abbiamo detto direttore del Cittadino nel 1975, non vuole parlare Don Giulio, però solo una cosa, perché abbiamo fatto tutta la storia del Cittadino. Quando lei è diventato direttore del Settimanale Cattolico, quando lei è diventato direttore del Settimanale Cattolico nel 1975, qual era la missione del Settimanale Cattolico? Il Cardinal Siri, che cosa vi aveva detto? Che cosa voleva da voi? Beh, è quella che è stata descritta in maniera telegrafica dalla vicepresidente della FISH e quindi anche da Don Grilli. Ovvero cosa? Come ora. Diciamo che al di là dei progressi tecnici, l'impostazione è rimasta quella. Grazie. Adesso, no, Don Silvio, rimane un attimo, anche Don Fernando ci raggiunge un attimino qui sul palco. Loro sono le colonne del Cittadino attuale. Don Silvio Grillo è direttore, Don Fernando Primerano è il vice direttore e le colonne operative con direttore. Poi le colonne operative che sono Francesca Di Palma e Michela De Leo. Allora, una battuta per ciascuno. Incominciamo dalle ragazze. Ecco. Allora, vorrei sapere da loro. Una volta, si dice. Le ragazze una volta. Sono ragazze o no? Le posso chiamare ragazze? O devo chiamare signore? Erano le giovani leve di cui parlavamo prima. Le giovani leve, voi siete andate rispettivamente nel 2001 insieme a Laura, di cui poi magari diciamo qualcosina perché è giusto così, e nel 2003, quindi sono 20 anni di Cittadino. Allora, in questi 20 anni, Francesca, inizia un po' tu. In questi 20 anni, che cosa è successo che è stato importante per la tua vita attraverso il Cittadino, attraverso questa attività? Intanto ho imparato un lavoro, perché Don Silvio e Don Fernando mi hanno insegnato tutto quello che so fare adesso. E quindi per me è stata io sono arrivata che ero proprio una ragazzina, mi ero appena neanche laureata e adesso insomma sappiamo fare un articolo, sappiamo fare una foto, sappiamo fare un video, sappiamo chiudere un giornale, mandarlo in tipografia, e 20 anni fa non era così scontato. È anche uno stress chiudere un giornale. Sì, abbastanza. Quali sono le fatiche della settimana? La fatica più grossa per me è il martedì mattina, perché... Non chiamateci il martedì mattina. No,
Non ci siamo per nessuno. Spiegate il perché. Il martedì mattina perché il lunedì creiamo tutte le pagine, raccogliamo tutto il materiale, foto, Creiamo, articoli. che parola grossa. Impaginiamo il giornale. Appunto. E il martedì mattina bisogna fare la revisione, stampare tutti i PDF e mandare tutto in tipografia entro le 12. Se no, il tipografo laggiù. dov'è? Laggiù ci sgrida. Di Tagliabue, che è qui presente, lo stampatore di Acilavegna. Dove sei, Marco? Eccolo, l'ultimo in fondo. Grazie. Però il settimanale, cioè il cittadino viene stampato una volta alla settimana, Sì. ma invece i siti di cui parleremo dopo vengono aggiornati continuamente. Sì, è un il impegno sito quasi quotidiano, no? Il sito del cittadino richiede un impegno quotidiano perché, come sa bene Chiara qua, la legge dell'editoria impone comunque anche degli standard di pubblicazione, quindi, e poi è anche giusto perché il lettore deve essere sempre aggiornato con tutte le cose. Poi il sito del cittadino è un sito vario perché non racconta solo le cose della comunità diocesana e quindi si cerca sempre di riportare quasi tutto quello che succede in città. Michela, per te, che cosa hanno rappresentato nei tuoi 20 anni le fatiche del cittadino? Ma sicuramente, come diceva Francesca, è stata una crescita professionale proprio iniziata da zero, imparata grazie ai nostri due boss e sicuramente anche una crescita personale, umana, perché comunque grazie al cittadino e grazie al doversi esporre un po' tutti i giorni sul campo, come diciamo noi, abbiamo avuto l'occasione e il grande dono di conoscere tante persone, tante realtà. Possiamo dire noi che forse conosciamo tutta la diocesi, da Recco, Uscio, Camogli fino ad Arenzano. E grazie a questo lavoro abbiamo costruito anche legami, rapporti con molte persone di tutte le parrocchie, quasi, di tutti i vicariati, quasi. E siamo un po' come il prezzemolo, almeno lo eravamo. Quindi Dove si trova l'entusiasmo? Nel senso, 20 anni, tante messe, tante iniziative parrocchiali, tante iniziative diocesane, quindi poi finisce per, come in tutti i campi, finisce per diventare una routine, no? Questo è vero, però credo che la passione che ci guida ogni giorno, un po' la ritroviamo nel nostro credere in quello che è la nostra missione, il nostro servizio. E è un po', 20 anni fa ci buttavamo sicuramente un po' così alla cieca. Dopo 20 anni c'è l'esperienza e sicuramente quello che facciamo lo anticipiamo di tanto tempo. Vedete oltre, vedete Vediamo un pochino oltre, oltre. non così oltre, ma vediamo oltre. Oltre a voi sul palco ci sono altre persone da ricordare e ringraziare? La prima persona da ringraziare è Alberto qua, perché stasera Non ci siamo messi d'accordo. No, Vai non ci avanti. siamo messi d'accordo, lo dico perché stasera lui doveva andare a fare la radiocronaca di Genoa-Milan. Alberto è milanista, non è andato allo Durante la stadio cena guai a voi chi mi viene a parlare di calcio. per venire qua e per stare qua con noi stasera, quindi grazie. E poi? E poi Alberto, dove ha iniziato la sua carriera? E poi ci arrivo, poi ci arrivo. E poi io voglio ringraziare, a nome di tutti credo, tante persone che sono qua con noi e che hanno contribuito in maniera volontaria a questi 150 anni di storia che sono stati molto belli e anche molto difficili ultimamente, però ci sono tante persone che ci hanno aiutato con un articolo, una foto, un messaggino, una telefonata, un sapere come stai e quindi grazie. Io oso dire che farmi questa domanda. Non sappiamo ogni martedì se abbiamo fatto un miracolo nel fare il giornale o se è successo un miracolo senza che ce ne siamo accorti. Sta di fatto però che il giornale tutte le settimane esce anche con il contributo di tanti benefattori, ma in particolare dobbiamo rendere grazie
naturalmente all'arcivescovo, alla diocesi, ma in particolare dobbiamo rendere grazie all'economo diocesano, il quale si è dimostrato in questi mesi, da quando il vicario per la carità e per altri incarichi, è sempre riuscito a dirci di sì quando gli abbiamo chiesto aiuto. È una cosa che ci conforta, perché ci aiuta, perché sappiamo che alle spalle abbiamo anche chi ci dà una mano forte. Noi cerchiamo di rendere il più possibile autonomo economicamente questo giornale, ma nessuna diocesi ci riesce. Noi cerchiamo di andarci vicino. È per questo che è mio dovere ringraziare la Curia che ci vuole bene. Bene, allora, visto che sono stato chiamato in causa, in effetti, quando Don Silvio e Don Fernando nel 1989 hanno preso la guida, no, del cittadino. E sono stati fatti passi avanti, perché io ricordo, eravamo una piccola redazione, all'epoca si chiudeva il venerdì il giornale, non il martedì, venerdì, e alle 2, alle 3 di notte, perché anche dal punto di vista tecnico era molto elaborato, molto complicato. Adesso c'è stato tutto uno sviluppo tecnologico molto veloce, ragion per cui il giornale si fa in un altro modo, ragion per cui c'è la presenza del cittadino come testata sui siti e sui social, e Don Fernando ha dato una grossa spinta in tal senso, quindi un flash su questo passaggio già avviato e che sicuramente richiederà sviluppi futuri. Abbiamo, in accordo con Don Silvio, sempre pensato come l'avvento della tecnologia doveva essere considerata non una spesa, ma di fatto come è stato un investimento. Immediatamente appena era nato internet ci siamo subito inseriti, quando ancora c'erano quei famosi modem che facevano piri 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 piri, ce li ricordiamo tutti, avevamo le nostre posta elettronica, avevamo tutto quello che era necessario per poter usare al meglio quella che a quel momento la tecnologia consentiva, che era semplicemente, abbiamo iniziato proprio con testi che finalmente arrivavano in formato digitale, con ancora, mi ricordo, il WordPress, non mi ricordo neanche più come si chiama, che era addirittura per poter fare le strisce che venivano stampate e poi mandate in rotativa, era necessario memorizzare dei codici che erano dollaro, lira, determinati numeri per decidere se una frase doveva essere un titolo impostato in un modo piuttosto che in un altro. Quindi era veramente un lavoro immane, e le 2 di notte, se riuscivamo a finire alle 2 di notte, ringraziavamo veramente il cielo, perché tante volte si arrivava al mattino e trovavamo sempre il grande Panciera già lì, però non l'abbiamo mai trovato fuori sede. Che anche nel Corriere Mercantile, dove stampavamo, ci hanno incoraggiato, aiutato molto. E poi pian piano la tecnologia è sempre con velocità andata avanti, e noi abbiamo sempre cercato di essere al passo. Potremmo dire che oggi, grazie alla presenza dei social che noi abbiamo puntuale, e di fatto grazie alle collaboratrici e alle giornaliste che lavorano lì per la diocesi con noi, è aggiornato quotidianamente, quindi potremmo dire oggi che il quotidiano cittadino, grazie ai social, ritorna alla sua vocazione di quotidiano, perché è necessario ed è bello notare come tutto il rapporto che c'è fra il cartaceo e tutto quello che è sul digitale, attraverso la presenza del nostro canale YouTube, Facebook, che lo abitiamo dal 2014, siamo saliti su Facebook, e nel 2010 c'è stato poi il boom di Facebook in Italia, e dal 2008 ricordo che era iniziata la traduzione in italiano di questo prodotto. Noi nel 2014 già lo abitavamo, e grazie alla loro formazione con competenza, ecco, di fatto eravamo una pagina aperta davvero alla diocesi, al mondo, in particolare quello giovane, perché a quel tempo Facebook lo usavano i giovani, adesso non più, però è anche vero che la nostra diocesi proprio giovanissima non lo è, per cui continua a essere una pagina letta, ricercata e utilizzata. Su Instagram ci siamo, su X un po' meno, viene utilizzato forse un tantino meno. Comunque i social li abitiamo, in modo da poter far sì che il cartaceo insieme ai canali social possano, dialogando, dare immediatamente una notizia a chiunque lo voglia ricevere. Di fatto abbiamo
persone che neanche magari sappiamo, conosciamo, che ci contattano o con i quali dialoghiamo attraverso questi mezzi, e c'è questo, grazie al dialogo, questo modo di poterci proporre immediatamente, ecco, anche saper utilizzare quella lingua che serve perché chi vuole ascoltare possa capirci. E la parte cartacea rimane importante, intanto perché nella nostra diocesi effettivamente l'età media non è proprio quella dei giovani, ecco. Io sono ancora al di sotto dell'età media del clero e ne ho 63, e questo è reale. Per cui è importante far sì che il cartaceo rimanga per poter parlare con chi ancora ne ha necessità, lo utilizza e lo ritrova come un valore fondamentale, e lì utilizzarlo come approfondimento di temi che vengono comunicati attraverso i social e che comunque rimangono fissati perché tutti possano appunto usufruirne, farne un oggetto di studio, di riflessione. Sì, di fatto rimane la base storica, ancora sempre archiviato nella biblioteca del seminario, di fatto rimane una storia di Genova scritta che, come abbiamo visto, andarla a leggere commuove, ecco, ci siamo e ci siamo con la nostra voce di cattolici. Fermiamo un attimo Don Nando perché Don Silvio vuole aggiungere una cosina. Sì, vorrei due cose velocissime. Prima, non dimenticarmi di ringraziare il Consiglio di amministrazione del cittadino, che per noi è molto importante, ringraziare i volontari dell'ufficio amministrativo, in particolare il signor Casagrande che è qui, e il signor Pancera, ringraziare tutti quelli che hanno delle mansioni materiali nel contesto del giornale. L'ultima cosa che voglio dire è questa: il giornale quotidiano è stato chiuso nel 1975. Sono convinto che se avesse resistito ancora 10 anni il mondo della linotype, se avesse resistito ancora 10 anni sarebbero arrivati i computer, che poi noi ne abbiamo usufruito, e forse avremmo ancora oggi un quotidiano. Sono sicuro che se avessimo resistito, ma non c'è stato possibile. La domanda più difficile è per Don Silvio però adesso, perché abbiamo parlato sinora del doveroso tributo storico e il ricordo di tanti collaboratori, però adesso diamo anche uno sguardo sul futuro del cittadino, non diciamo sui prossimi 150 anni, però sui prossimi decenni. Abbiamo sentito da Chiara nella relazione l'importanza di essere presenti, e aggiungo presenti sul territorio, per verificare le notizie e per essere sicuri di quello che si dice e si scrive. Solo in tal modo si può essere effettivamente degni di fiducia da parte dei lettori. La missione del cittadino da adesso in poi, nel senso che cercherò di essere breve e chiaro. È vero, c'è una grandissima quantità di informazioni che arrivano a bombardamento, perché ci sono tantissimi siti, tantissimi canali televisivi, però la presenza cattolica c'è, è più forte, più capillare di un tempo. Vi faccio soltanto alcuni esempi. Abbiamo già detto il cittadino, che comunque attraverso i vari social arriva dappertutto, così come nella natura di internet, è un quotidiano di fatto. Ma ci sono anche, per esempio, i canali televisivi. Abbiamo qui gli amici di Teleradio Pace, in pochissimi... Allora, semplicemente nel 2000 era impensabile quello che succede adesso, cioè che il canale di Teleradio Pace copra tutta la regione. È un'altra potenzialità enorme, tutta la regione di Liguria. Prima era impensabile. Sul canale 12, non sul canale 574. TV 2000 prima si prendeva solo sul satellite negli anni 2000, adesso si prende a canale 28 tutte le televisioni, e via Avvenire. È uno dei pochi giornali quotidiani nazionali che non perde lettori. Allora, questo significa che c'è comunque effettivamente una potenzialità enorme. Allora, il cittadino ha quelle linee direttrici che Don Silvio aveva già indicato quando era diventato direttore nel suo piano editoriale nel 1989, ovvero, se ricordo male, mi correggerai, primo, l'informazione dentro la diocesi, ce n'è bisogno, informazione capillare perché la diocesi conosca la diocesi, ma non basta. Poi bisogna che ci sia
i mass media cattolici devono trovare il modo di fare diventare interessante all'esterno la vita della Chiesa e il messaggio cristiano. Al di là delle contrapposizioni, quando si parla di Chiesa, destra, sinistra, tutte queste beghe che magari sì, attirano i curiosi ma non portano a niente. Allora bisogna trovare il modo, in questo contesto difficile, di rendere interessante il messaggio cristiano utilizzando al meglio questi strumenti. Terzo, la terza cosa che dicevi già all'epoca, lo sguardo cristiano sulla realtà che c'è, piaccia o non piaccia. Su questo forse, allora, chiaramente le forze sono limitate, però su questo c'è da fare qualche cosa di più. Adesso sembra che sia una sviolinata, non vuole essere, perché è qui presente il sindaco Marco Bucci, ma il cittadino, lo sguardo sulla città. Ma insomma, con Bucci, piaccia o non piaccia, succedono un sacco di cose. La città comunque vive, è importante, sta diventando importante, e ci sono le infrastrutture, ci sono le opere, ci sono le manifestazioni, c'è la cultura, c'è lo sport, e via discorrendo. C'è da presentarla questa realtà, da leggerla, da approfondire? Certamente sì. Ecco, queste sono le linee. Ma adesso il cittadino che cosa si propone per questi anni futuri? Tenendo conto delle forze, ma tenendo conto anche di questa grande missione che c'è davanti. La missione di un giornale come Il Cittadino, un settimanale cattolico, è una missione di evangelizzazione, di annuncio e testimonianza del Vangelo, è un impegno all'interno della Chiesa, ma naturale lo sguardo è al mondo anche, l'attenzione è a tutti coloro che nella nostra comunità possano rispecchiarsi nel nostro giornale e noi interpretare la loro presenza, segnalarla e dare spazio il più possibile al mondo che viviamo. Basti pensare a quanto a noi dispiace non avere le forze, le persone, gli strumenti per poter, ad esempio, occuparci del mondo del lavoro. Quanto bisogno c'è di sostenerlo? E alla base di questo impegno che dovremmo avere verso l'esterno c'è la limitatezza del nostro personale, che siamo pochi. Un giornale esce sempre, a volte siamo in 4 o 5, ma a volte siamo in 2 a farlo. E quindi non abbiamo i mezzi e dobbiamo essere anche onesti e non pretendere che il vescovo ci dia 5 o 6 giornalisti a lavorare in più. Più mezzi avessimo, più faremmo comunicazione e attenzione alla città che abbiamo intorno. Però il senso di responsabilità ci porta anche a dire, come è già successo più volte, facciamo qualche pagina in meno perché il bilancio se no non sta insieme. Quindi è da un lato un impegno che deve andare alla ricerca, alla collaborazione di persone al di là del nucleo ristretto della redazione, e poi piano piano sperare che ci siano mezzi e possibilità per migliorare il nostro impegno. Certo non è un cammino facile, ci mettiamo la buona volontà. Hai citato Teleradio Pace, è qui presente tra noi Don Fausto Brioni. Dove sei, Fausto? Eccolo, che è un grande giornalista di Chiavari, amicissimo nostro. Un cenno semplicemente al fatto che si sta ragionando a tanti livelli nel andare verso una presenza sempre più ampia su Teleradio Pace da parte della nostra redazione, della nostra comunità. Tutto questo richiede pazienza, organizzazione. Piano piano potremo avere un altro mezzo di comunicazione molto importante come quello della televisione regionale cattolica. Speriamo. L'augurio è che infine anche voi ci sosteniate in questa fatica, semplicemente cercando di avere pazienza con noi, di volerci bene. E quindi grazie a tutti voi, grazie a tutti i collaboratori anche esterni che ci danno una mano nel cammino di questo nostro giornale. Grazie a Don Silvio.
Adesso abbiamo due saluti che non sono formali, due saluti a cui tutti tengono molto e poi avremo la parte conclusiva. Innanzitutto il sindaco di Genova, Marco Bucci, benvenuto. Beh, buonasera a tutti. È certamente bello vedere una realtà che io conoscevo sin da giovane. Quando noi facevamo i Boy Scout già si parlava, cioè non è che si parlava, c'era il cittadino e noi leggevamo il cittadino. C'è qui qualcuno che faceva l'assistente ecclesiastico quando io ero giovane, adesso non gli dico quanti anni ha perché ne avrà almeno quanti come me, se non di più, quindi voglio dire, c'è una storia dietro, voglio dire che c'è una storia. Il cittadino nasce nel 1873, vero 6 anni prima del secolo, dico bene? Ecco, quindi è ancora più non vecchio, anziano, è storico, ancora più storico del nostro principale quotidiano della città. E questo è un messaggio molto importante. Avete visto la storia della nostra città lì dentro, c'è tutto quanto e ci sarà anche in futuro perché io ci credo e so che probabilmente potrebbe anche diventare quotidiano. Adesso magari ne parleremo perché sarebbe un bel segno. Voglio dire due cose che ritengo assolutamente fondamentali. Oggi ci sono i giornali dei partiti politici, quindi non c'è nessun problema se un gruppo di persone decide di fare un giornale dove vuole esprimere la sua opinione. Che male c'è? È assolutamente normale. E allora non bisogna vergognarsi di queste cose, prima di tutto. Secondo, sono cose importanti. Terzo, se facessimo come gli anglosassoni, i quali, chiara direttrice, o presidente, chiedo scusa, distinguono perfettamente, anzi c'è proprio scritto sui giornali anglosassoni, quello che è cronaca e quello che è commento. Ecco, se noi riuscissimo veramente a mandare questo grande messaggio ai nostri giornali che in Italia mischiano cronaca e commento, ed è lì che nasce la fake news, quando la cronaca viene cambiata perché ci vuole mandare un commento, perché si vuole dire che bianco invece potrebbe essere nero, perché a me piace il nero, no, cioè non voglio dire bianco, devo scegliere altri due colori, che giallo è diverso dal verde, no, anche quelli non vanno bene, cioè, non scegliamo i colori. Avete capito cosa voglio dire? Cioè, molte volte attraverso il commento si maschera la realtà, non è che si maschera, la si cambia, e lì nasce la fake news. Io, purtroppo per fortuna, sono sui giornali della città parecchie volte al giorno, e vi garantisco che vedo e sento proprio dentro di me cos'è la fake news, quando vedo cose che io ho fatto, che ho vissuto e che sono scritte completamente diverse. Ma non perché qualcuno voglia dire falsità, no, non è questa l'intenzione. L'intenzione è che attraverso quella notizia si vuole mandare un commento e allora viene piano piano rigirata. Sarebbe bello se fossimo in grado di distinguere fra queste due cose. La verità è la cronaca, punto. E poi di fianco ci puoi scrivere, hanno fatto una fesseria, no? Le cose non si devono fare così, ma la cronaca dilla com'è stata. Ecco, i giornali anglosassoni hanno fatto di questo una cosa importantissima della loro professione per quanto riguarda i giornalisti. E se il cittadino cominciasse, ad esempio, faccio una sfida, a mandare questo discorso in giro, e sarebbe il primo giornale d'Italia che veramente distingue cronaca e commento e li scrive tutte e due, uno di fianco all'altro. Ma bisogna dire alle persone quello che è la verità. E dire la verità oggigiorno è molto difficile. È molto difficile perché si tende, l'ho già detto e lo ripeto più, a mischiarla con quella che è la nostra voglia o la nostra percezione o quello che vogliamo mandare come comunicazione, che è perfettamente legittimo e va bene, ma che quando lo si mette insieme alla cronaca la cambia. Un'ultima cosa che voglio dirvi, ci vuole un settimanale che parli ai cattolici, che parli ai cristiani. Se gli italiani dicono che sono 70% cattolici, vuol dire qualcosa. Non vuol dire, cioè bisogna parlare. Io ho vissuto 22 anni negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti si dice che i cristiani, cioè sia cattolici che protestanti, sono praticanti al 52%. Quindi vuol dire che sono molto più praticanti di quanto non lo siamo noi. E cosa vuol dire questo? Vuol dire qualcosa? Non lo so. Io so solo che comunque queste statistiche poi alla fine ci lasciano il tempo che trovano, perché noi siamo quello che siamo e più mandiamo i messaggi meglio è. Non dobbiamo demoralizzarci se vanno solo il 18% e così via. Dobbiamo solo dire che queste cose sono importanti, che si devono fare,
che soprattutto bisogna nella vita di tutti i giorni comportarsi in un certo modo, perché questo è quello che conta. Se nella vita di tutti i giorni ci comportiamo in un certo modo, vi garantisco che la cronaca rimane cronaca e il commento rimane commento. E questa è una cosa che noi dovremmo alzare con la bandiera, perché non vogliamo essere falsi o mischiare il commento sulla cronaca e quindi mandare in giro delle notizie che poi alla fine sono percepite diversamente dalla realtà. Concludo dicendo che di fake news ne vedo a decine tutti i giorni e vorrei dire a voi che siccome la mia rassegna stampa, quella che vedo tutti i giorni, riporta anche il cittadino, quindi credeteci, siete nelle rassegne stampa di tutta Italia e questa è una cosa positiva, no? Una volta alla settimana si vedono gli articoli del cittadino, ci sono anche quelli che ovviamente riguardano il sindaco di Genova, io li leggo tutti e ho percepito che voi avete questo discorso, cioè avete in testa quello che vuol dire cercare di dare alle persone il messaggio vero e questo vi fa onore, ci fa onore anche a noi come comunità della Chiesa di Genova. Ricordiamoci che dobbiamo far sì che queste cose siano lette, quindi dobbiamo fare pubblicità, dobbiamo andare in giro, dobbiamo parlarne a tutti quanti, dobbiamo far sì che la gente li conosca. Questo è un logo, io lo guardavo prima, è modernissimo, complimenti a chi l'ha fatto. Cioè questo è il modo con cui è più moderno, questo della Repubblica, ve lo dico chiaro e tondo, cioè, della Repubblica, vabbè, del giornale Repubblica. No, è fatto bene, guarda come è fatto bene, cioè, dice molto. Cioè ci sono delle competenze qua che non sono da poco, parliamone in giro, diciamolo, perché poi anche la parte economica deriva dalle copie. Quante copie fate alla settimana? Bene, adesso vi do una notizia. La Repubblica Edizione di Genova fa 4.500 copie. E allora? E il cittadino non è in edicola. Se si allora? arrivasse a quel passaggio. Cioè, prendiamo un po' di grinta e andiamo a vedere quello che possiamo fare. Aiutiamoci, il Comune non può aiutare una cosa, però possiamo fare tante cose assieme. Parliamoci, cioè andiamo avanti, perché c'è la possibilità di fare una bella strada tutti assieme. Ad esempio, chiedendo alla gente di partecipare, perché no? Perché non possiamo partecipare a dare articoli? Non lo so, perché il Comune potrebbe, noi lo facciamo con i giornali, diamo sempre articoli a tutti i giornali, perché non li diamo anche al cittadino? Punto di domanda. Cioè, ci sono tante cose che potremo fare in futuro. Ricordiamoci che possiamo diventare un quotidiano. Questo lo voglio lasciare come sfida, oltre a quello della cronaca e dei commenti. Ti bastano come sfide? Ne vuoi una più? Abbastanza stimolante, Sindaco, abbastanza stimolante. Grazie. E allora vediamo quali sono le sfide invece che lancerà l'Arcivescovo, Monsignor Marco Tasca. Un applauso all'Arcivescovo, no? Intanto grazie per la presenza e grazie davvero a Monsignor Venturini, a Don Silvio, a Don Nando, tutto lo staff che porta avanti il cittadino, tutti coloro che in questi anni hanno portato avanti il cittadino a vario titolo. Grazie a nome della Chiesa di Genova. Mi veniva in mente una parabola, sarò breve, no? Gesù ha fatto parabola, qualcosa un po' lunga l'aveva fatta, sì. Come un po' come idea di comunicazione, non sono un tecnico, quindi tutte le cose che hanno detto io sono d'accordo e le appoggio. Mi viene in mente un po' la parabola di Emmaus. Allora, questo Gesù cosa fa? Ci sono due apostoli che dicono siamo un po' più scocciati, vogliamo tornare a casa nostra. Gesù si è proprio deluso, poveretto, dice. E tornavano a casa loro. Gesù cosa fa? Si avvicina e cammina con loro. Io credo che sia il primo servizio che possiamo, come davvero cittadino, ma come comunicazione in diocesi, continuare a metterci accanto. Camminare con la nostra gente, con il nostro popolo, camminare con loro. C'è poi una seconda cosa che fa Gesù, chiede a questi due, ma cos'è successo? Si vede che non leggeva molto i giornali o i social, e questi gli raccontano una storia, gli raccontano i fatti. Questo qua ha detto era nazareno, da questo paesetto, però poi
È interessante, quindi i fatti erano veri, era proprio vero, era di Nazareth e l'avevano messo in croce. Poi Gesù dice, sì, benissimo, questo basta leggere il giornale per dire questa cosa qui. Gesù gli dà l'interpretazione di quello che è successo e gli aiuta a capire non solo la cronaca, ma gli aiuta a leggere quello che davvero è successo e dà una lettura di quello che è successo. E questo mi pare molto importante, perché credo che fermarsi a dire questo è successo, poi con tutti i dubbi che abbiamo oggi, non si sa mai cosa è successo, sia un po' poco. Noi occorre anche qualcuno che ci aiuti a interpretare quello che è successo, a interpretare. C'è poi un terzo passaggio che a me colpisce molto, sempre di questa parabola. A un certo punto è sera e Gesù dice basta, grazie, è stato bello, arrivederci, buona serata. E loro dicono resta con noi. Qui è interessante, non dicono resta con noi, Signore. Non hanno conosciuto ancora Gesù. Resta con noi perché è bello stare con te, è bello parlare con te, ci interessa quello che tu dici. Ecco allora, il cogliere un po' alcune domande che la gente, tutti noi ci poniamo e avere interesse e interessare. Questi qua sono stati interessati a stare con Gesù per il suo modo di fare, per quello che aveva detto, per come lo diceva. Ecco, credo che siano alcuni passaggi un po' da tenere presenti in una visione un po' sistemica della comunicazione, perché credo che siano tre passaggi che ci possono davvero aiutare ad essere a servizio della nostra gente, del nostro popolo, della nostra Chiesa. Quindi grazie a Don Silvio, grazie a Don Nando, grazie giornaliste, grazie davvero a tutti coloro che hanno aiutato e aiutano il cittadino. E a tutti quanti buon lavoro. Grazie eccellenza. Se Michele e Francesca. Anche l'arcivescovo? Tornare alla base. Vogliamo un secondo intervento? No, mi facevano segni abbondanti. Come? Ah sì, d'accordo. Sì, è vero, sono io che avevo una svista perché sarà lei a consegnare le 2 targhe a 2 persone che sono state importanti nella storia recente del cittadino e che quindi vogliono essere ricordati in questa circostanza. Dunque, innanzitutto abbiamo Luigi Pistoni, viene qua la moglie Gianna, che è mancato il 15 marzo del 2021. Don Silvio, chi era Luigi Pistoni? Luigi Pistoni lo avevamo portato via al mercantile quando ha chiuso ed è stato l'amministratore con volontariato del nostro giornale ed è mancato alcuni anni fa dopo aver svolto un grande lavoro in amministrazione del nostro giornale. La sua moglie è qui con noi, persona a tutti noi carissima, e questo vuole essere un segno di gratitudine. Luigi con noi. Grazie. La seconda targa invece per ricordare Laura Ferrero, purtroppo mancata recentemente. Dici 2 parole, Don Fernando, per ricordare Laura. Laura, la presento volentieri, davvero persona amica, competente, giornalista seria, preparata. Ha voluto anche, per poter essere ancora più in grado di poter parlare alla Chiesa e della Chiesa genovese attraverso le nostre pagine e attraverso i social, approfondire gli studi teologici, biblici, era esperta in questo, e ben voluta veramente da tutti. Per 5 anni è stata anche presidente dell'Unione Cattolica Stampa Italiana, a Luxi, conosciuta anche da tanti colleghi di altre testate, e da tutti di fatto riconosciuta come persona affidabile, gioiosa, sempre piena di entusiasmo nel suo lavoro, pronta, come si diceva prima, a creare ponti per poter dialogare con tutti. Da noi è davvero molto apprezzata anche per proprio la sua gioiosa presenza
amichevole, sempre disponibile a fare anche più di quello che l'orario le richiedeva. Ecco, era sempre davvero, vedeva il suo lavoro, che lo faceva con professionalità, anche come una missione, direi con lo spirito del volontario, di chissà che vuole in modo gratuito dare molto di più di quello che il lavoro in quanto tale gli chiedeva di fare. E quindi è davvero una gioia ricordarla, un esempio da tenere a mente, da tenere a cuore, anche da proporre come stile di lavoro e di serietà. Laura, che lo ricordiamo, aveva incominciato con Francesca e poi con Michela, è scomparsa il 1° dicembre del 2022. Allora, il marito Paolo può venire a ritirare, ecco scusa, a ritirare la targa. In sala ci sono anche i genitori, Beppe e Stefania. Ci sarà una messa per ricordare tutti i collaboratori defunti del cittadino la prossima settimana, mercoledì 11 ottobre alle ore 18 nella chiesa della Madonnetta, che non è stata scelta a caso perché, come avete sentito, proprio alla Madonnetta è nato il cittadino. Con questo possiamo ringraziare... Devi dire qualcosa ancora? Allora, ringraziamo tutti quanti per la presenza, per la partecipazione. Per quanto riguarda la cena che è a seguire, è stata... Scaricate la nostra app, è nata l'anno scorso. L'app Il Cittadino, che va bene su tutte le piattaforme. Sì, dal 2022 abbiamo anche questa possibilità di avere il giornale online facilmente sfogliabile, la stessa che usa tra l'altro l'Avvenire come tecnologia, quindi siamo davvero all'avanguardia. Mi raccomando, pubblicità progresso. Sì, concludiamo questa prima parte dopo aver ringraziato Chiara Genisio per essere venuta dal Piemonte fin qua questa sera a parlarci del settimanale cattolico. Ringraziamo anche per la sua presenza Padre Cavallari, che ci ospiterà per la messa di cui diceva il nostro Alberto Viazzi. Adesso basta attraversare il corridoio che è là e ci inoltriamo nel refettorio, dove vi aspettiamo tutti per, come si chiama? Una cena, un buffet, un catering giusto? Curato dalla cooperativa Emmaus, offerto dalla parrocchia di Bogliasco. La cooperativa Emmaus, che tra l'altro sta molto attenta agli sprechi, quindi tutto quello che non viene utilizzato viene comunque poi dato ai poveri bisognosi. Quindi ricordiamo anche questo impegno della cooperativa Emmaus. E a tutti grazie, buona serata, buona cena.